uguale, no? Allora, una maggiore autonomia per il Veneto, abbiamo votato il 22 ottobre un referendum, posizioni diverse, favorevoli, astensionisti, i contrari, il Veneto e anche la Lombardia hanno detto vogliamo maggiori autonomie, così come previsto dall'articolo 116 della Costituzione. Ma si parla di autonomia, ma insomma, molto spesso non si riesce a capire bene dove si vuole andare, che cosa vuol dire maggiore autonomia. Vuol dire più soldi, vuol dire che gli stipendi dei veneti cresceranno, che pagheranno meno tasse. Di questo si è discusso molto nel dibattito, ma poi alla fine insomma, si capisce che la materia è un pochino più complessa. Cantarutti, che cosa vuol dire maggiore autonomia? È una domanda da 100 milioni di euro, 100 miliardi di euro, perché la parola autonomia va riempita poi di contenuti concreti. Non basta dire vogliamo l'autonomia. La Costituzione prevede che le regioni, in questo caso Veneto, Lombardia, ma non interessa il Veneto, e anche l'Emilia Romagna, sì, tutte le regioni, ma facevo seguito al referendum che c'è stato il 22 di ottobre, possano chiedere al governo di ottenere maggiore autonomia in 23 materie che sono appunto delineate dall'articolo 117 della Costituzione. Ma non è che la regione le deve chiedere tutte e 23, così come non è detto che le vengano concesse tutte e 23, perché, sottolineo, si tratta di una concessione. Non è che il Veneto chiede e ha diritto di ottenere, il Veneto ha diritto di chiedere e poi la trattativa dovrà essere portata avanti naturalmente con il governo che sta a Roma. Quindi sarei curioso di sapere se, ed è una prima domanda che vorrei rivolgere al governatore del Veneto, Luca Zaia, vorrei sapere se la richiesta del Veneto verrà svolta su tutte le 23 materie, che sono tutte importantissime, non ce n'è una più importante e una meno importante. Sono tutte materie estremamente importanti e vorrei sapere se la richiesta riguarderà l'autonomia su tutte le 23 materie. E poi sarebbe bello capire dal governo, ma penso lo capiremo nei prossimi mesi o anni, chi lo sa, se questo governo sarà determinato a concedere, oltre all'autonomia normativa, cioè la facoltà di dire le leggi le faccio io, le decisioni le prendo io in Veneto, se concederà anche, come vedo il titolo, i SCEI, cioè se oltre alla potestà normativa, facoltà di stabilire le regole, verranno anche concessi i soldi necessari per attuare le decisioni prese in Veneto, nel bene o nel male. Poi se sbaglieremo noi veneti, ma è chiaro che noi non possiamo che essere favorevoli a questo. Eric Preto, vuole rispondere lei all'avvocato Cantarutti? Allora, il Veneto, Zaia mi pare si sia già espresso su questo, no? Sulle materie. Ma guardi, io intanto devo dire che sono molto felice di aver visto queste immagini che avete trasmesso poc'anzi, perché vedere insieme il governatore Luca Zaia e il ministro Stefani per me è un motivo di orgoglio perché sono certo che da questo connubio, da questa relazione profonda fra il governo e fra la regione Veneto riusciremo a portare a casa delle competenze che ci permettano di essere sicuramente soddisfatti. Sarà un percorso che è iniziato da poco, che dovrà durare per un po' di tempo, perché questo è certo, però sicuramente credo che a partire dal referendum del 22 di ottobre scorso un risultato importante sia stato portato a casa, cioè finalmente i veneti hanno avuto il diritto di esprimersi su una materia fondamentale che è quella appunto dell'autonomia del Veneto, hanno portato a casa un risultato importante per il popolo veneto e per il territorio veneto e da qui noi ripartiamo. Certo, adesso ecco, ovviamente verranno chieste tutte e 23 le materie, si è iniziato con 5, ma a quanto Il governatore Luca Zaia ha la facoltà di chiedere la delega su tutte le 23 materie. Ovviamente finora c'è stata fatta una richiesta anticipata con il precedente governo su 5 materie che a mio giudizio sono fra le più importanti, perché non è vero che tutte le materie sono ugualmente importanti. Ci sono a mio giudizio delle materie più importanti e materie meno importanti. Credo che ad esempio materie come il lavoro, l'istruzione, la tutela dell'ambiente e la sanità, che sono fra le 4 delle 5 materie richieste, siano fra le più importanti, anche perché sono quelle materie che abbiamo dimostrato come Regione Veneto di essere più in grado di gestire. Cantarutti, voleva aggiungere qualcosa?
No, volevo sottolineare un'affermazione fatta dall'onorevole Pretto, cioè quando dice finalmente i veneti hanno avuto la possibilità di esprimersi, no? Riferito penso al referendum del 22 di ottobre. Ben venga, lo abbiamo sostenuto anche noi, io in particolare mi sono speso molto ritenendo che fosse un passaggio importante, però la legge regionale che ha indetto il referendum sull'autonomia, la legge 15 del 2015 per l'appunto, ha dovuto attendere 2 anni, 2014 chiedo scusa, ha dovuto attendere 3 anni, perché nel 2015 c'è stato il via libera della Corte Costituzionale, sì. ha dovuto attendere 3 anni da parte della Regione Veneto perché finalmente la Regione Veneto decidesse sì, ok, facciamo il referendum. Evidentemente non c'era tutta questa fretta di farsi esprimere, anche perché non era una legge di iniziativa della Lega, tutto era partito da una proposta di legge per svolgere un referendum sull'indipendenza promosso da noi indipendentisti, cui poi Forza Italia ha affiancato, diciamo così, forse contrapposto, il discorso dell'autonomia. La Lega, dopo aver aspettato un anno per approvare la legge, l'ha approvata, ma tutta questa fretta non l'abbiamo avuta. Dal 2014 siamo arrivati a 3 anni. Adesso ci siamo, Azzalin. Allora Veneto e Lombardia con referendum, Emilia Romagna senza referendum. Ma penso che fare a meno. Ma il problema di chi ha fatto il referendum e di chi non l'ha fatto non cambia la sostanza delle cose. Nel senso che vabbè, il ministro Stefani hanno stabilito che prima il Veneto, cioè chi ha fatto il referendum, poi gli altri, però la sostanza non cambia, cioè voglio dire la Costituzione non prevedeva e non dava una primazia diciamo di iniziativa a chi svolgeva il referendum, era una facoltà che si è tenuta in Veneto come in Lombardia, voglio dire quindi non cambia e non mette in un piano diverso il Veneto rispetto all'Emilia Romagna o rispetto ad altre regioni che intendessero chiedere l'autonomia. Questo voglio dire è chiaro per quello che stabilisce la nostra Costituzione. Ecco, io non voglio togliere l'enfasi diciamo ai leghisti che insomma no, in particolare erano contenti del risultato elettorale, io voglio dire credo che fosse abbastanza scontato eccetera. Il problema adesso però è un altro, andiamo per gradi. È stata, a parte il referendum, a novembre è stato approvato un progetto di legge statale perché è stato detto ed è stato votato anche dal sottoscritto che non ero d'accordo con il referendum, non con l'autonomia, che quello rappresentava la base per la trattativa. È stata avviata una trattativa su 5 materie, a febbraio è stata siglata un'intesa, ora era una preintesa perché c'era un governo in scadenza, adesso dopo qualche mese, dopo questo agognato governo, insomma, eccetera, si presenta una legge delega. È il proseguio di quel percorso o è un'altra cosa? È il Veneto, no? Il Veneto, no? Perché giorni fa no, la Giunta ha approvato una legge delega e l'ha presentata il Ministro, dice è una buona base di partenza. Allora, diciamo le cose come stanno. Il percorso stabilito dalla Regione Veneto, il progetto di legge statale, rispetto a quello che è stato approvato qualche giorno fa, una legge delega che fisserà solo i principi e voi parlamentari avrete solo la facoltà di dire sì o no a un progetto di legge che fissi i principi perché poi è il governo che lo riempie di contenuti, ma il progetto di legge statale diceva che bisognava fare l'intesa con il governo e su quella intesa poi il governo presentava una legge alle Camere, che è cosa diversa, certo. No, e doveva essere approvato a maggioranza assoluta. Perché questo cambio di linea? Cioè, voglio dire, qui sta il problema. Allora io voglio fare 2 domande politiche, no, ma voglio dire, avete stravinto le elezioni, avete una maggioranza bulgara, in Veneto ha detto di sì al referendum anche il patriarca e metà del Partito Democratico, non avevate opposizione, se non eravamo in pochi che avevano diciamo, contestato il referendum. Allora, cos'è che vi preoccupa di andare in Parlamento con una legge, sottoporla al Parlamento come era stato stabilito e che ci sia questo percorso, eccetera, perché è cosa completamente diversa, no? E poi, scusate, ma voglio dire, è una riforma importante, storica, epocale, cioè fare questo passaggio che in realtà non significa cambiare percorso, significa aumentare i passaggi. E non è detto, come si sostiene, come ha sostenuto il governatore, che si accorciano i tempi. I tempi in realtà possono allungarsi. Anche con la legge, con la legge delega, esatto.
Ma guardi, io sono convinto di una questione, ma veramente sono deciso a portare avanti questa mia idea. È una riforma epocale, come l'abbiamo definita prima, è una riforma importantissima per il nostro territorio e per le comunità che vivono sul nostro territorio. Per questo motivo qualche mese in più non guasta. L'importante è che la riforma venga portata avanti in una modalità che sia blindata, che sia sicura e che non possa essere attaccata, come già è successo in passato, da forze politiche o extrapolitiche che possano mettere in discussione un principio fondamentale, cioè quello dei veneti di portare avanti una linea che gli permetta di essere maggiormente liberi nel gestire alcune competenze e di avere anche le risorse per gestire queste competenze. Certo, certo. Ermanno, parlando di autonomia, allora, adesso stiamo parlando di quello che è l'iter, dopo faccio intervenire Azzolina, di quello che è l'iter adesso procedurale per arrivare come dire, a chiudere questa trattativa, però non si sente parlare di programmi, no? Cioè di quella che è l'idea del Veneto di domani. L'idea del Veneto di domani è tutta da scoprire. Il Veneto lo fanno i veneti, non lo fa la politica, non l'ha mai fatto. Negli ultimi 70 anni, dove c'è stata la possibilità da parte dei veneti di poter avere una certa capacità e indipendenza operativa, e lo hanno fatto. Hanno costruito grandi aziende, hanno fatto grandi cose, hanno aumentato la capacità produttiva in maniera smisurata anche rispetto alla Lombardia, che è la capitale economica dell'Italia, però non abbiamo mai avuto rappresentanti qualificati, salvo alcuni sprazzi, Rumor, Bisaglia, eccetera, in Parlamento, che rappresentassero effettivamente quella che era la capacità produttiva del Veneto. Io non mi soffermerei a parlare di politica. La politica diventa tale quando, presa la realtà veneta e le necessità del Veneto, la politica dà una organizzazione del Veneto. E ne abbiamo bisogno di organizzare il Veneto. Abbiamo bisogno di strade, per esempio. Abbiamo bisogno di porti, ce li abbiamo ma non funzionano. Abbiamo bisogno di vie d'acqua che ci sono, ma sono ferme, no? Abbiamo un Mose che ci è stato regalato dallo Stato italiano, è meglio che se lo tenesse. Allora bisogna che parliamo di cose concrete. Basta demandare e fare critica a una politica, no? Bisogna che chi è demandato a farlo incominci a creare una commissione e dica quali sono le specificità del Veneto. Perché è inutile che andiamo a inventarci un Veneto che non c'è. Da queste specificità allora noi incrementiamo queste cose. Ma a tuttora non c'è. Se l''ndrangheta l'altro giorno è riuscita a mettere le mani sulle pale eoliche, no? Possibile che nel Veneto non riusciamo ad avere un rapporto di qualche genere nel finanziamento dell'energia alternativa, perché non esiste a disposizione del cittadino veneto, che è un lavoratore, non aspetta che piova, se non piove fa la danza della pioggia. Allora è un lavoratore e vuole delle risposte, gli metto a disposizione una grande commissione che gli apra le porte dell'Europa, perché noi come italiani diamo quanti? 20 miliardi all'anno all'Europa che tornano indietro, ma guarda caso, e abbiamo fatto un'intervista in diretta dalla Sicilia, certo, vanno a finire nei Nebrodi, nei Monti Nebrodi, vanno a finire in Calabria, vanno a finire in Puglia, e anche male. Io ho contezza che queste strutture in Sicilia non stanno funzionando. Ci sono le pale eoliche, ma se voi andate a vedere, e vi posso indicare anche il posto, vedrete che non funzionano, non sono nemmeno collegate. Però i soldi dall'Europa li hanno avuti. Guarda caso, noi quando i veneti si muovono, fanno, producono e realizzano e chiudono il discorso. Ecco, questo si può fare subito, indipendentemente da chi governa il Veneto. Zaia è in questa direzione, cioè nella direzione di un'autonomia. Bene,
Prima di dire quanta autonomia, vogliamo sapere dove vogliamo arrivare. Ma a tappe chiaramente, ma bisogna indirizzarsi nella strada giusta, perché sennò altrimenti rischiamo di avere magari delle cose positive ma non essere in grado di gestirle, oppure avere delle cose che magari sono positive in linea di massima ma non utilizzabili perché il territorio non le accetta. Ci sono tanti problemi, più tardi parleremo del PFAS, no? Perché abbiamo inquinato il sottosuolo. È possibile che succedano queste cose. Ecco, tutte queste situazioni devono essere chiaramente gestite dai rappresentanti della politica, non dalla politica. Quando si parla di politica si parla di nulla, no? Abbiamo visto con Ambrosoli prima, no? Morto Ambrosoli, finito tutto. Ecco, allora facciamo così e vediamo. Zaia è in questa direzione, però credo che comunque la salita sia difficile, perché andiamo a intaccare dei principi costituzionali e che vanno comunque salvaguardati. Poi tra autonomia e indipendenza non c'è una grossa differenza se alla fine l'autonomia comporta tutte quelle possibilità che alla fine il Veneto possa autogestirsi dinamicamente, perché la parola di per sé non è limitativa, è limitativo come verrà fatta questa autonomia. Sentiamo Cantarutti cosa dice allora a proposito di quest'ultima considerazione. È ineccepibile, nel senso che la parola poi va riempita di contenuti, su questo non si può che essere d'accordo. Vero è che proprio questo ci pone la domanda che ci siamo posti prima in questo studio, cioè su quali materie, per fare che cosa si vuole pretendere, direi, l'autonomia da Roma, maggiore autonomia da Roma. E questo non lo sappiamo, è quello che cercheremo di capire. Magari l'onorevole Preto ci può aiutare dicendoci quali sono i progetti che Zaia ha in mente in questo momento, perché finora non sono stati espressi. Certo. Io francamente mi sarei aspettato che dopo una legge per il referendum sull'autonomia, che ha ragione Graziano Salin, aveva un risultato ovvio e scontato, ma una legge che risale al 2015, mi sarei aspettato che, insediato il governo con la Lega come azionista di riferimento insieme ai 5 Stelle, insediato quel governo, il giorno dopo fosse già pronta la legge, non una legge delega, ma una legge da presentare al Parlamento. C'erano stati 3 anni per prepararla. Sono un po' sorpreso, ecco, Bisognava di essere questo. pronti, insomma. Sì, pensavamo tutti che fosse già una cosa pronta. Che tipo di incubazione ci vuole per partorire una legge che dia maggiore autonomia, visto che già da anni si sapeva che sarebbe arrivato questo momento? Ora il momento c'è e ci viene proposta una legge delega, cioè il Parlamento stabilisca di demandare a qualcun altro che cosa fare, in che misura farlo e per quanti soldi concederlo. Stiamo a vedere, ma sì, c'è un pizzico di delusione, c'è, unita alla fiducia che si possa fare qualcosa. Poi si può chiudere, intendo chiudere questo intervento con un'adesione a quello che diceva prima il professor Casen. Nel momento in cui la politica sta fuori dai piedi, i veneti vanno avanti alla grande. Ricordo che il Belgio è stato quasi 2 anni senza governo e il PIL è andato benissimo. alla grande. Ecco, vedi, autonomia abbiamo parlato anche col professor Luciano Greco, docente di economia e finanza all'Università di Padova. Allora abbiamo proprio chiesto che cosa vuol dire questa maggiore autonomia. Ascoltiamo. La maggiore autonomia vuol dire che alcune cose che vengono adesso, alcuni servizi che vengono adesso forniti dalle amministrazioni centrali dello Stato, per esempio l'istruzione pubblica, verrebbero gestiti invece dalla Regione Veneto. Questo è un esempio importante di modifica che si potrebbe avere con gli accordi che sono attualmente, diciamo, in fase di definizione. Questo non significa che in totale le pubbliche amministrazioni, cioè tutto lo Stato inteso in senso ampio, spenda più soldi in Veneto. Significa solo che cambia, per essere brutali, l'etichetta del soggetto che effettua quel servizio, quindi che spende materialmente quei soldi. Quindi, diciamo, l'autonomia non è uno strumento per avere più soldi che si fermano in Veneto. Questo non vuol dire che non abbia degli effetti positivi. Ecco, allora, onorevole Preto, allora non più soldi, però diciamo
possiamo gestire alcune competenze, appunto. Beh, guardi, per fare un appunto sulle dichiarazioni che sono appena state fatte, non è che cambia semplicemente l'etichetta, cambia l'etichetta probabilmente, ma cambia soprattutto la gestione, che è quello che ci interessa. Con l'autonomia noi chiediamo ovviamente che alla Regione Veneto spettino delle competenze che adesso sono demandate allo Stato centrale, che vengano garantite alla Regione Veneto appunto le risorse per gestire queste competenze e che queste competenze vengano gestite dalla Regione direttamente, perché siamo, credo, in maniera anche abbastanza convinta, decisi del fatto che noi in Veneto come Regione saremo più efficienti, più produttivi nel gestire queste stesse risorse. Secondo lei questa autonomia porterà ad avere una minore pressione fiscale, adesso faccio per dire, oppure magari che ne so, stipendi migliori, condizioni... Guardi, quello che sono convinto è che a parità di pressione fiscale si possano portare a casa dei servizi sicuramente migliori, e penso che questo sarebbe già un punto di partenza importante, perché penso che tante volte alla popolazione servano dei servizi più efficienti piuttosto che qualche 0, in meno di aliquote di tasse. Ecco, quindi non è una questione economica, è una questione anche di gestione. Sì, ma voglio dire, andiamo verso una flat tax al 15%, per cui va benissimo, non c'è la pretesa di ridurre ulteriormente le tasse, dico bene onorevole, quindi i soldi, sono d'accordo con lei, avendo la flat tax promessa dal governo, non ci serve una riduzione delle tasse quanto uno snellimento burocratico, uno snellimento dei servizi e maggiori risorse da investire in questi servizi. Per le tasse siamo già a posto, nel giro di prossimo anno dovremo, o meglio, della prossima legge di stabilità che prevede regola la finanza pubblica per il 2019, avremo già la flat tax, come detto in campagna elettorale, come assicurato dal governo, sempre più con reticenza, ma insomma dovremo arrivarci, no? Io dopo il referendum mi aspettavo uno Zaia un po' diverso, a parte il periodo elettorale, diciamo, no, questo incalzare il governo in carica, e quindi si è arrivati a quell'intesa, c'è stato un bel lavoro anche, diciamo, delle delegazioni, si è arrivati a quella preintesa. Allora, io ho un po' di anni che faccio l'amministratore, un po' le cose in regione le conosco, e magari il governatore potrebbe su questo essere un po' più, diciamo, realista. Voglio dire, quando io chiedo 23 materie e affermo che le voglio tutte subito e sarei migliore nell'amministrare, nell'essere efficiente, questo non è vero. Dico delle cose non vere, perché saggezza è anche senso delle cose, della realtà, delle proprie possibilità, perché non è che la burocrazia regionale, l'efficienza dell'amministrazione pubblica regionale è di per sé migliore in assoluto su tutto. Abbiamo parecchi problemi anche noi. Nel momento in cui c'è la maggiore autonomia, ma allora nel momento in cui giustamente rilevava l'onorevole Pretto 5 materie, era stata fatta la preintesa, allora perché non si va avanti su quelle e dopo si avviano altri tavoli eccetera? Adesso avere spostato tutto il ragionamento con delle frasette generiche che io voglio, che do un incarico al governo che poi stabilirà, e chi mi garantisce le cose? Lo diceva prima Catarutti. Cioè, voglio dire, questa è, proprio perché è un passaggio epocale, è una nuova organizzazione dello Stato, è una nuova, voglio dire, definizione di quello che è il ruolo della regione, cioè, quindi fallire anche questo appuntamento, non possiamo sempre stare, diciamo, tenere la tensione alta per una questione, diciamo, di immagine o di tensione politica, perché qua il tema è questo, guardi, si urlerà e si canterà vittoria dicendo che si è ottenuti l'autonomia senza averla nella realtà delle cose, perché nel momento in cui si approverà una legge delega si dirà abbiamo l'autonomia, ma questo non ci sarà, questo è il punto, perché c'è una preoccupazione politica, perché in Parlamento, parliamoci chiaro, i colleghi di Pretto, di 5 Stelle, sono in maggioranza non del nord, e quindi c'è una preoccupazione molto forte, molto forte. Però non credo che poi il governo possa estraniarsi dalla propria rappresentanza parlamentare anche in caso di, diciamo, avendo di una legge delega, attenzione, per cui
Ecco perché sarebbe stato meglio che le cose andassero avanti per gradi guardando alla sostanza, perché il professore diceva bisogna sapere dove andare, bisogna benissimo. Il titolo, questo è quale autonomia per quale questo Veneto? è il punto. Allora costruiamo le cose, abbiamo atteso decenni, adesso facciamo le cose per gradi, non per rinviarle, io non sono per rinviarle, ma proprio perché conosco la macchina amministrativa su tanti aspetti, stanno sbagliando procedure. Stanno sbagliando perché questo galvanizza politicamente, ma alla fine non sta realizzando alcunché di concreto. Questo è il tema che io pongo davanti. Insomma. E poi c'è un cambio di strategia che è scorretto, perché Zaia ha deciso un percorso che non è stato autorizzato dal Consiglio. Il Consiglio aveva autorizzato un PDL statale e un ordine del giorno che impegnava Zaia a trattare su quella base con il governo, a riferire al Consiglio, eccetera. O pensiamo che il Consiglio regionale non esista più e noi abbiamo una monocrazia in Veneto e quella ci basta perché è talmente illuminata che il riflesso oscura tutto il resto? Cioè io credo che bisogna ritornare un po' al senso delle cose e al valore delle istituzioni e della rappresentanza. Questo anche nell'interesse di quei veneti straconvinti, diciamo, no? Ma però il problema non è se uno è bravo o più bravo, il problema è realizziamo questa cosa anche con approcci se vuoi più critici. Io per esempio alcune di quelle 23 materie penserei che fosse opportuno non averle, no? Però voglio dire, nella sostanza quasi tutte posso essere d'accordo, anzi lo sono, ma procediamo concretamente e otteniamo le cose. Invece ho l'impressione che voi lavorerete poco in Parlamento su queste cose e poi avrete più incarichi, diciamo, per difendere e motivare certe proroghe che in qualche modo ci saranno. Però di autonomia si è parlato molto, di indipendenza si è parlato molto. Adesso c'è un momento particolare che è una congiuntura particolare. Abbiamo un governo e abbiamo delle regioni che chiedono questa autonomia, momento che difficilmente si potrà ripetere in futuro. Quindi se non ne approfittiamo adesso non riusciremo a approfittarne in futuro probabilmente. E diciamo che però c'è una terza strada. La terza strada vuol dire ottenere il più possibile. Dice, ma se io ti do tutto, poi cosa ne fai? Non sei organizzato, è un modo di gestire le risorse della regione e quindi allora ci poniamo i tempi, perché tra 5 anni andare a dire vorrei un altro po' di autonomia probabilmente non sarà più la stessa situazione. Allora cerchiamo di far coincidere gli interessi del Veneto e dei veneti in un contesto italiano dove questa congiuntura astrale che ha portato in questa direzione ad ottenere probabilmente dei vantaggi rispetto a quelli che ha in questo momento il Veneto e chiedere allo Stato il più possibile, però dice me lo dai nei tempi che stabilirò io. E allora abbiamo tutte e due le cose, quindi sono d'accordo con lei che se io mangio 1 chilo di zucchero muoio, però se lo metto nel caffè un po' alla volta me lo mangio tutto lo stesso. I tempi e i metodi. E quindi a voi adesso sì, poi ci sono alcuni comportamenti un po' contraddittori, guardi, perché noi un asset strategico che è quello delle strade, no? Cosa ha fatto la Regione? L'ha dato indietro allo Stato, perché poi lo riavrà con l'autonomia. Ma è inspiegabile. Noi abbiamo dato indietro, la Regione ha dato indietro tutte le strade, che era l'unico asset strategico che possedeva. Non capisco la motivazione, anche lì la motivazione è perché rispetto a un disegno nazionale in cui l'ANAS faceva determinati investimenti, allora si è stabilito che probabilmente in questa situazione l'ANAS fa prima nel fare determinati investimenti, visto che abbiamo i mondiali di Cortina, visto che abbiamo altre situazioni, diciamo, che andrebbero risolte in tempi più rapidi, è un abdicare anche le proprie possibilità. Cioè, quindi voglio dire, se andiamo un po' a scavare, non è che tutto è lineare. Ecco perché prima dicevo, io non sono
tutt'altro che prevenuto, occorre fare delle trattative concrete, valutare cosa devo fare, cosa mi viene trasferito, le risorse a copertura e vado avanti. Non è che io rinvio negli anni, perché nel giro di qualche anno le cose possono andare a completamento, ma andiamo avanti per gradi. Adesso avere fatto questo stop, cambiato questo percorso, perché guardi che c'è anche un cambio di sostanza, perché nella legge delega, visto che prima parlavamo di soldi, cioè non si fa mica più riferimento ai 9 decimi, No. Cioè, nella legge delega si dice i soldi necessari per quelle, eccetera, eccetera, che saranno stabiliti dalla Commissione e via. Che quando noi dicevamo queste cose in campagna elettorale, non so se le abbiamo ribadite anche in questo studio, sembravamo dei blasfemi. No, bisognava avere i 9 decimi su tutto. Cioè, ma voglio dire, allora, ecco perché si sta attuando un percorso che è poco concreto, contraddittorio rispetto al mandato del Consiglio e del popolo veneto, perché il popolo veneto ha chiesto più autonomia, non di rinviare sine die l'ottenimento dell'autonomia, attenzione, perché qui si rinvia, non si accorciano i tempi. In questa legge delega, certo. Preto vuole rispondere? Ma guardi, a me è piaciuta la battuta che ha fatto prima l'editore, cioè quando ha parlato di tempi e metodi, perché questo denota chiaramente una profonda conoscenza dell'ambito aziendale ed è una questione tipicamente veneta. Le aziende però e la politica hanno tempi diversi, ma hanno anche delle cose in comune. La politica a volte deve saper fare anche qualche trattativa commerciale, per cui queste trattative commerciali vanno fatte anche sapendo cogliere la tipicità del momento. Noi abbiamo, dopo il referendum del 22 di ottobre, avuto la possibilità di portare a casa una preintesa con il governo che c'era allora, non sapendo poi come sarebbero andate le elezioni, e abbiamo portato a casa questo risultato. In seguito alle elezioni si è aperta ovviamente un panorama diverso, che ci ha fatto pensare ovviamente che ci possano essere delle possibilità maggiori, e davanti a queste possibilità maggiori io credo che possano essere anche leggermente dilatati i tempi, se questo ci consentirà di portare a casa un risultato sicuramente più importante. Quindi penso che, al di là del disfattismo che magari ho sentito in alcune battute questa sera, io credo che invece che anche a livello parlamentare ci sia un grande ottimismo, perché penso che il momento sia storico e vada cavalcato proprio per questo motivo. Certo, allora andiamo un attimo alla pubblicità, mi fermo, fatemi firmare un attimo per il break pubblicitario, ma torniamo subito, facciamo intervenire poi Cantarutti, quindi 2 minuti, torniamo subito.